Ciao, benvenuto. Il video di oggi sarà il quarto episodio dedicato alla cartografia. Nel video di oggi ti voglio parlare dei sistemi di coordinate, delle coordinate UTM e alla fine ti faccio vedere un esempio di come si possono calcolare le coordinate su di una carta topografica. Buona visione. Partiamo con la definizione di coordinate. Queste non sono altro che una coppia di numeri che permettono di definire in maniera univoca la nostra posizione sulla superficie terrestre. Le coordinate possono essere raggruppate in due grandi categorie, per cui possiamo avere le coordinate geografiche oppure le coordinate piane. Partendo dalle coordinate geografiche, queste le dovremmo conoscere tutti, sono quelle che abbiamo imparato a scuola, ovvero latitudine e longitudine. Sono le coordinate che sfruttano i meridiani e i paralleli per definire la posizione di un elemento sulla superficie della Terra. Sulla superficie della Terra io posso disegnare un infinito numero di meridiani o di paralleli. Prendendo il caso dei meridiani, per l'appunto posso disegnare un numero infinito di meridiani che collegano il polo nord al polo sud, però diciamo per convenzione, e questo è riconosciuto in tutto il mondo, solo un meridiano è più importante degli altri ed è il meridiano che congiunge il polo nord al polo sud e passa per l'osservatorio astronomico di Greenwich. Questo meridiano prende il nome di appunto meridiano di Greenwich e dà valore 0. Allo stesso modo io posso disegnare un infinito numero di paralleli sulla superficie terrestre, ma solo uno di questi avrà un diametro pari al diametro della circonferenza della Terra. Questo prende il nome di equatore e anche questo ha valore 0. Quindi i due punti cardine di un sistema di coordinate geografiche sono il meridiano fondamentale e il parallelo fondamentale. Partendo da questi due punti fissi io posso andare a calcolare due angoli che sono la latitudine e la longitudine. La latitudine è quell'angolo che si forma tra l'equatore e il parallelo che passa per il punto di cui voglio conoscere le coordinate. Quindi sarà questo angolo misurato dall'equatore verso nord o dall'equatore verso sud se ci troviamo nell'emisfero boreale. La longitudine invece è quell'angolo che si forma tra il meridiano fondamentale, Greenwich, e il meridiano passante per il punto P. Quindi questo angolo qua, misurato da Greenwich da 0 a 180 gradi est e da 0 a 180 gradi ovest. Come ti dicevo, latitudine e longitudine sono due angoli per cui si esprimono in gradi sessagesimali. Posso scrivere le coordinate in tre modi diversi. Qui ci sono tre coppie di coordinate. Le prime sono scritte in gradi minuti secondi, le seconde in gradi minuti decimali e la terza in gradi decimali. Queste tre coordinate rappresentano tutto il punto P, ma sono scritte in maniera differente. Per i nostri scopi, cioè andare in montagna, calcolare distanze, calcolarci le coordinate su di un punto, le coordinate geografiche non vanno molto bene. Queste vanno bene per grandi spazi, vanno bene per calcolare angoli, per definire delle rotte, difatti sono utilizzate molto in navigazione, in mare. Per l'escursionismo vanno decisamente meglio le coordinate piane. Quando io voglio portare la superficie della Terra, che è una superficie tridimensionale, su di un foglio, per cui su di una superficie bidimensionale, ho bisogno di effettuare una proiezione, cioè proiettare gli elementi tridimensionali sulla carta. Tra le proiezioni cartografiche, la proiezione UTM è probabilmente quella al giorno d'oggi più utilizzata nella cartografia. UTM significa Universal Transverse Mercator, cioè proiezione universale trasversa di Mercator. Mercator è il geografo che ha inventato questo tipo di proiezione. Lui ha preso un cilindro e praticamente ha infilato il globo terrestre all'interno di un cilindro, dove il lato più lungo del cilindro è perpendicolare all'asse di rotazione terrestre. Il cilindro è tangente alla superficie terrestre, quindi diciamo lui è partito dal meridiano di Greenwich, ha messo questo cilindro in tangenza col meridiano e da lì ha iniziato a far ruotare il cilindro in senso antiorario ogni 6 gradi. Facendo questo ha creato una cosa del genere, cioè
ha disegnato sulla superficie terrestre una serie di linee che congiungono i poli e che descrivono un'area, per cui queste aree, qui, queste fette, vengono definiti fusi. Ci sono 60 fusi, in quanto l'angolo giro sono 360 gradi, se mi sposto di 6 gradi ogni volta mi vengono fuori 60 fusi. Poi cosa ha fatto? Ha preso l'equatore e dall'equatore ha iniziato a disegnare dei paralleli ogni 8 gradi verso nord e verso sud. Lo spazio che c'è tra i diversi paralleli viene definita fascia. Una volta che ha fatto questo, ha proiettato i fusi e le fasce sul cilindro, ha srotolato il cilindro e ha ottenuto una cosa del genere. I 60 fusi disegnati sul cilindro, sulla superficie terrestre, vengono numerati con i numeri da 1 e 60 e sono larghi 6 gradi di longitudine, mentre le fasce vengono nominate attraverso delle lettere, quindi dalla C alla X, omettendo la I e la O perché potevano essere confuse con l'1 o con lo 0. Le fasce sono larghe 8 gradi di latitudine. L'intersezione tra un fuso e una fascia crea delle zone, le zone per cui sono larghe 6 gradi di longitudine, sono alte 8 gradi di latitudine. Per il nostro scopo finale, cioè quello di calcolare le coordinate su di una carta, a noi interessa proprio una zona, la porzione di territorio che ricade all'interno di una zona. Questa che vedi sono le zone in cui ricade l'Italia nella rappresentazione UTM. Come puoi vedere, qui abbiamo 3 fusi, fuso 32, 33 e un pezzettino del 34, sono suddivisi dai meridiani larghi 6 gradi ciascuno, quindi abbiamo 6 gradi, 12, 18 e poi ci dovrebbe essere il 24 e 8 gradi di lunghezza, quindi vabbè, questo adesso non è il 32 ma dovrebbe essere 32, 40 e 48. L'Italia è compresa all'interno di 6 zone, ovvero la zona, forse prima non l'ho detto, viene definita dal numero del fuso e dalla lettera della fascia, per cui l'Italia ricade all'interno delle zone 32T, 33T, 34T, 32S, 33S e 34S, anche se, a dire il vero, per la 34T ed S ci ricade dentro solo una piccolissima parte. Come ti dicevo prima, le zone sono abbastanza ampie, 6 gradi per 8 gradi. Siccome sono zone molto grandi, per semplificare la rappresentazione e poi ovviamente la definizione delle coordinate di ciascuna zona, queste vengono suddivise in, diciamo, ulteriori sottozone che hanno una grandezza di 100 x 100 km, quindi ci sono dei quadratini di 100 km di lato. Questi quadratini vengono disegnati partendo da un punto fisso. Se ti ricordi, per le coordinate geografiche i due punti fissi del sistema di coordinate geografiche sono Greenwich e l'equatore. Anche nella rappresentazione UTM abbiamo dei punti fissi. Per quanto riguarda i paralleli, il punto fisso è sempre l'equatore ed è il punto di riferimento per calcolare la latitudine. Per calcolare la longitudine viene introdotto il meridiano centrale di ciascun fuso, per cui per ciascun fuso disegnato noi avremo un meridiano centrale, che qui te l'ho rappresentato in rosso. A questo meridiano centrale del fuso viene dato il valore di 500 km e questo vale per tutti i meridiani centrali di tutti i fusi, per cui il valore del meridiano centrale del fuso 32 è 500 km, il valore del meridiano centrale del fuso 33 è 500 km e via avanti. Partendo da questo punto di riferimento fisso, sull'equatore vengono disegnati a destra e a sinistra del fuso centrale una serie di quadratini grandi che hanno lato 100%. Ovviamente sull'equatore avremo 5 quadratini di lato 100%. Man mano che ci spostiamo verso nord, il fuso è rastremato e quindi si va a stringere e i quadratini diminuiranno, ma mantenendo il punto di riferimento 500 dell'asse centrale avremo sempre dei quadratini di 100%. Ora, qui dovrai scusarmi, non è disegnato molto bene. Partendo dal fuso centrale vengono disegnati dei meridiani paralleli che vanno per l'appunto a descrivere questi quadratini. Nelle zone di passaggio tra un fuso e l'altro ci sarà un po' di sovrapposizione tra i due quadrati e, diciamo, nelle zone dove
appunto c'è dove si cambia fuso, ci saranno dei quadratini in sovrapposizione, quindi come riferimento per per la longitudine si potrà utilizzare il meridiano centrale del fuso 32 o il meridiano centrale del fuso 33. I quadratini di 100 km di lato vengono definiti da due lettere. Ad esempio per il fuso 32 il secondo quadratino verso ovest ha le lettere L e T. Abbiamo detto che il nostro scopo è quello di andare a calcolare le coordinate di un punto sulla carta. Come si rappresentano le coordinate UTM? Prima parlavamo di gradi, adesso parliamo di metri. Le coordinate piane, l'unità di misura delle coordinate piane sono i metri. Il formato delle coordinate in UTM può essere di due tipi. Abbiamo questa tipologia definita MGRS. Questa è una notazione militare, viene utilizzata soprattutto in ambito militare e prevede di riportare il numero del fuso, il numero della lettera della fascia e le lettere che definiscono il quadratino di 100 km, più i metri che contiamo sulla carta. Il secondo sistema viene definito UTM, è quello che in escursionismo di solito si utilizza, e invece di utilizzare le lettere che definiscono il quadratino, si vanno a scrivere le centinaia di migliaia di chilometri e i milioni di chilometri. Come prima, queste due annotazioni rappresentano lo stesso punto, si possono utilizzare entrambi. Per l'escursionismo solitamente si utilizza questa scrittura. Per l'esempio sul calcolo delle coordinate utilizzerò una carta topografica dell'editore Tabacco. Questa carta è una carta molto completa, sfrutta una base IGM su cui dopo vengono inseriti dei colori e un sacco di altre informazioni. Le carte della Tabacco hanno stampigliato sullo spazio carta il reticolo UTM, fondamentale per definire le coordinate UTM. La zona scelta per il calcolo delle coordinate è un gruppo montuoso al confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, il Monte Nero, dove tra l'altro ci sono anche salito, per cui se ti può interessare c'è un video, anzi anche due video su questa zona molto bella. Ho deciso di scegliere il Monte Nero in quanto sulla sua cima c'è un punto trigonometrico e quindi sulla carta è proprio segnato molto bene con un puntino nero e un triangolino, questo qui. Ora, quando noi vogliamo definire le coordinate di un punto su di una carta, la prima cosa da fare è andare ad identificare il reticolo chilometrico UTM. Questo è formato da una serie di linee parallele e perpendicolari tra di loro che formano per l'appunto dei quadrati regolari di 4 cm di lato, che per cui rapportati alla scala 1 a 25.000 sono 1 chilometro. E qui abbiamo questa maglia chilometrica, la quale ai bordi della carta riporta le coordinate di ciascuna linea. La prima cosa da fare quando dobbiamo calcolare le coordinate di un punto è identificare il quadrato chilometrico dove ricade il nostro punto. Quindi nel caso del Monte Nero abbiamo questo quadratino qua. Una volta individuato il quadrato, dobbiamo andare a leggere le coordinate dell'angolo in basso a sinistra del quadrato, quindi l'angolo a sud-ovest. Quindi una volta trovato l'angolo vado a leggere le coordinate. Solitamente per l'UTM si leggono prima le coordinate est e poi le coordinate nord, per cui le prime coordinate da leggere sono queste qua in alto, quindi vado in su fino sul bordo carta superiore e vado a leggere questo numero 396. Questo posso già segnarmelo. Prendo un foglio e inizio a scrivere 3 9 6. Questa abbiamo detto è una coordinata est. Poi faccio la stessa cosa per quanto riguarda la coordinata nord, quindi sempre l'incrocio tra le linee, mi sposto sul bordo carta e leggo questo numero 5124. Anche questo lo posso riportare sul mio foglio. E queste sono coordinate nord.
Ora, se ti ricordi da prima, abbiamo definito, diciamo, due parametri utilizzando i punti fondamentali del sistema UTM. Questa sarà la distanza dall'equatore, e sono 5.124.000 metri, invece questi metri sono quelli calcolati grazie al meridiano fondamentale, meridiano centrale del fuso, che vale 500 km, e quindi in questo caso siamo ad ovest del fuso perché i metri sono 396.000. Adesso possiamo andare a calcolare i metri restanti. Per concludere il nostro calcolo delle coordinate abbiamo bisogno di uno strumento che si chiama coordinatometro, che è questo. Per la cartografia tabacco il coordinatometro viene stampato sulla copertina della carta, però questi si possono trovare anche sulle bussole da carteggio, o se no si possono comprare, vengono stampati su dei cartoncini o su delle plastiche, e poi si possono comprare. Come funziona il coordinatometro? Il coordinatometro funziona in base alla scala, cioè carta 25.000 ha bisogno del coordinatometro al 25.000. Il coordinatometro funziona così: bisogna posizionarlo facendolo combaciare con il reticolo chilometrico. Una volta che ho posizionato il coordinatometro sulle linee, lo faccio traslare fino a che non vado a far battere questo lato del coordinatometro sul punto di interesse, nel mio caso la cima del Monte Nero. Per prima cosa abbiamo detto si leggono le coordinate est. Per leggere le coordinate est abbiamo detto che devo guardare il numero qua in alto, quindi scendo giù e vedo che la linea blu interseca il mio coordinatometro a questo punto qua, circa qui. Quindi ora semplicemente non devo fare altro che contare i metri che mi definisce il coordinatometro, per cui 100, 200, 300, 400, 500, 600, questi sono 20 metri, quindi 620, 640, mi sembra 660, spero di vedere bene, sì, 660, per cui prendo il mio foglio e qua metto 396 660. La coordinata est è completa. Ora devo fare la stessa cosa per la coordinata nord. Quindi controllo che il coordinatometro sia rimasto a posto. La cima è questa, quindi fermo così. Parto da questa linea del reticolo chilometrico e salgo fino a vedere che valore assume il coordinatometro nel punto della cima, per cui 100, 200, 300, 400, direi che possiamo approssimare a 500, 500, 520, quindi le altre coordinate sono 5, 1, 2, 4, 5, 2, 0. Queste sono le coordinate del punto. Per essere complete però devono riportare anche il numero del fuso e la fascia. Circa siamo in questa zona, per cui siamo nel fuso 33 nella fascia T. Le coordinate scritte in modo corretto quindi sono 33T, 396.660 metri est, 5.124.520 metri nord. Queste sono le coordinate della cima del Monte Nero. Se ti ricordi, prima ti avevo parlato del metodo, diciamo, militare di esprimere le coordinate. È abbastanza semplice, bisogna però conoscere le lettere che definiscono il quadrato di 100 km. In questo caso sono andato a cercarle, le lettere sono U e M. Per scrivere le coordinate nell'altro sistema sarà sufficiente cambiare questo numero e questo numero con le lettere, quindi le coordinate in sistema, diciamo, militare saranno scritte così: 33T, UM, 96660, 24, 520.
queste coordinate rappresentano lo stesso punto ma sono scritte in modo differente. L'operazione fatta per trovare le coordinate sulla carta utilizzando il coordinatometro può essere fatta anche con un semplice righello. L'unica accortezza è che una volta che tu misuri una distanza in centimetri con il righello la devi rapportare ai metri della carta, per cui nel caso di una carta 25.000 devi moltiplicare la misura fatta in centimetri per 250, però per il resto le modalità sono esattamente le stesse. Bene, allora nel video di oggi abbiamo visto che cosa sono le coordinate geografiche, coordinate piane, abbiamo visto velocemente che cos'è una proiezione cartografica, abbiamo visto il sistema di coordinate UTM e poi ti ho fatto vedere un esempio di come si calcolano le coordinate su di una carta. Spero di essere stato abbastanza chiaro. L'argomento di per sé non è molto difficile, però è un po' complesso da spiegare e cercare di condensare molte spiegazioni in un tempo non troppo lungo non è molto semplice, per cui io spero veramente di essere stato chiaro, però se ci sono dei dubbi, delle cose che non hai capito, ti invito a farmi delle domande. Inoltre sotto in descrizione ti lascerò comunque qualche documento dove potrai approfondire questi argomenti. Prima di salutarti ti vorrei anche consigliare un libro, se puoi essere interessato nelle coordinate, soprattutto nell'invenzione delle coordinate geografiche, ti consiglio questo libro, cioè Longitudine di Diva Sobel. È un bel romanzo, non è molto lungo, che racconta di come dopo la scoperta delle Americhe ci fosse un grosso problema nel navigare nell'Oceano Atlantico senza punti di riferimento e siccome non c'era un sistema preciso per calcolare la longitudine, molte navi si perdevano. Per cui c'è tutta una storia per cui dalla scoperta dell'America fino poi alla fine del 1700 soprattutto gli inglesi ci hanno studiato molto e sono riusciti a risolvere il problema inventando il cronometro, per cui se ti può interessare te lo consiglio, è un bel libro. Ultima cosa, ti ricordo che questo video fa parte di una serie dedicata alla cartografia, trovi una playlist con tutti gli episodi, ovviamente ti consiglio di vedere anche gli altri perché bene o male ti danno una visione d'insieme. Adesso penso di averti detto davvero tutto, come al solito ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!